La protesta in marcia dei migranti di Cona dopo la notte passata a Codevigo e la morte di un profugo investito da un'auto, nuovo corteo verso Mira, ma la colonna viene bloccata dalla polizia a Boyon, alta tensione. La prefettura vuole che i migranti tornino a Cona, i profughi non cedono, situazione in stallo, poi il patriarca di Venezia decide di far aprire alcune parrocchie della diocesi per la notte. Sarà il 23 novembre l'incontro per l'avvio della trattativa sull'autonomia del Veneto. Il governatore Zaia aveva chiesto di sveltire i tempi, ma se parlerà di competenze e non di materie fiscali, fa sapere il governo. Una settimana fa, la 2 giorni di serrata degli ambulatori, con i disagi e lo scoppio delle polemiche, la CGIL resta convinta, accorpamento sotto le ULSS per evitare queste situazioni. Paura a Vicenza, furgone adibito a trasporto del denaro dei distributori automatici nei locali, fermato da una coppia di banditi, autista minacciato con la pistola. Inquinamento da FAS, non c'è rischio alimentare, lo dice uno studio portato a termine dall'Istituto Superiore della Sanità e presentato oggi a Venezia. Case Ater, in arrivo migliaia di lettere agli inquilini, con la nuova legge regionale cambiano i contratti d'affitto e i criteri di assegnazione. Vi spieghiamo come. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che ci porta a parlare di una lunghissima giornata, in realtà sono 3 le giornate, come sappiamo, della protesta in marcia dei migranti da Cona a Codevigo e poi di nuovo verso il Veneziano. Oggi una nuova giornata di protesta con i profughi che dopo aver passato la notte a Codevigo si sono spostati per passare la notte a Mira, ma sono stati poi bloccati a Boyon di Campolongo Maggiore. Tensione alle stelle finché poco fa è arrivata una risoluzione, almeno per questa notte, grazie al patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Una lunga giornata di tensione, iniziata con la notizia della morte di un profugo travolto nella notte mentre stava raggiungendo il corteo, proseguita per tutto il pomeriggio in un duro faccia a faccia tra i migranti e le istituzioni. L'obiettivo è raggiungere Venezia, vogliono essere scortati a Mira, dove dicono ci sia un punto provvisorio per trascorrere la terza notte all'addiaccio. Quel che è certo, non vogliono tornare a Cona. La polizia però li blocca lungo l'argine del Brenta a Boyon. Qui ci sono più di 200 persone, il nostro comune insomma non ha strutture del genere. Più di 200 protestano per le condizioni in cui vivono nei grandi centri di accoglienza. Intanto la prefettura di Venezia in mattinata ha disposto il trasferimento di 15 richiedenti asilo dall'ex caserma di Conetta in altre strutture di accoglienza del veneziano. Solo nel tardo pomeriggio l'incontro con il prefetto Boffi, che arriva a Boyon insieme al questore di Venezia. Parlano a lungo con una delegazione di migranti, promettono che continueranno con i trasferimenti, ma per la notte l'unica soluzione è tornare a Cona. I profughi non ci stanno. La questione dunque rimane aperta, ma il patriarca di Venezia ha aperto tutte le chiese della diocesi per ospitare i migranti nella notte. È dunque arrivata questa soluzione in extremis, almeno per la notte, ovvero la risoluzione del Patriarca di Venezia, che ha deciso di aprire alcune delle parrocchie della diocesi di Venezia, soprattutto a Mira, a Oriago di Mira e Gambarare di Mira, per dare ospitalità ai migranti per questa notte. E ovviamente la situazione però rimane in sospeso per i prossimi giorni. I migranti non vogliono tornare a Cona perché la situazione, dicono, è insostenibile, soprattutto in questi mesi freddi, ed è quello di oggi, appunto, come dicevamo prima, una continuazione di quanto accaduto già ieri con la marcia dei profughi, una notte all'addiaccio a Codevigo davanti alla chiesa e poi con la chiesa aperta, e anche una tragedia di un profugo investito. Una marcia inarrestabile lungo gli argini del Brenta, zig-zag tra le province di Padova e Venezia. Sono oltre 200 i migranti in fuga da Cona da lunedì notte, valigie e trolli al seguito, senza cibo né acqua, riscaldati da giubbotti e coperte di fortuna. Mercoledì sera stava tentando di raggiungerli in bicicletta senza fanali a Codevigo anche Salif Traore, ivoriano di 35 anni. Sull'argine è stato travolto e ucciso dall'auto di un padovano. È finito lungo la scarpata, per lui non c'è stato nulla da fare, ferito il compagno. Una tragedia
tragedia e nella tragedia. Scortati dalla polizia, bloccati e attratti da un cordone delle forze dell'ordine, un primo dialogo tra prefetto e questore di Venezia era fallito mercoledì. Nostra protesta è pacifica e le slogan sono chiari. E noi le parole che noi dichiariamo: integrazione per tutti, integrazione per tutti, casa per tutti, casa per tutti, diritti per tutti, diritti per tutti. Ad aprire le porte per la seconda notte all'Addiaccio mercoledì sera è stata la chiesa di Codevigo su input del vescovo di Padova. Riscaldata per tutta la notte, i migranti hanno pregato per il loro amico morto da poche ore. Sono stati rifocillati dalla Caritas e al risveglio hanno ripulito e sistemato, poi si sono rimessi in marcia. Accanto a loro il sindacato USB, i centri sociali del nord-est sono determinati, a Cona non si torna. E dunque, nonostante una risoluzione grazie al Patriarca, sarà comunque una lunga notte e poi domani si ripresenterà il problema. Vedremo che accadrà e noi ovviamente continueremo a seguire questa vicenda. Come seguiremo anche l'evolversi della situazione dell'autonomia. Ieri il voto, la legge dell'autonomia sull'autonomia che c'è, è stata approvata in Consiglio regionale e marcia velocissimo il cammino dell'autonomia del Veneto, perché a una prima sollecitazione di Luca Zaia per un incontro subito con il governo è arrivata la risposta, il via libera, e sarà il 23 di novembre, subito il primo incontro per la trattativa. Non perde tempo il governatore Luca Zaia, che all'indomani dell'approvazione della proposta di legge statale per l'autonomia del Veneto ha inviato al sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa la richiesta di un primo incontro, in modo da concordare, scrive il Presidente, modalità e tempistiche del percorso che la Regione è da oggi pronta a intraprendere. C'è una fase importante sancita dalla legge, che è la firma dell'intesa, cioè prima di andare in Parlamento a votare, diciamo, il provvedimento finale, la legge che dà l'autonomia, c'è un'intesa tra Regione e Governo. Ecco, penso che questa fase, volendo lavorare con tenacia e determinazione, la si possa firmare questa intesa direttamente con questo governo. La risposta arriva a stretto giro dal sottosegretario Bressa, che fissa la data dell'incontro per l'avvio della trattativa, 23 novembre, tra soli 7 giorni. Anche da parte del governo c'è la massima apertura e disponibilità, assicura. Il solco del negoziato è dato dalle competenze a cui seguiranno le risorse necessarie al loro esercizio. Questo è quanto afferma la Costituzione, escludendo in modo tassativo, come ribadito dalla Corte, che a guidare il confronto sia la materia fiscale. Noi siamo pronti. L'obiettivo è dunque quello di arrivare a una firma col governo Gentiloni. Sia chiaro che non cambierà la proposta nostra, non è che cambieremo la proposta in base ai colori politici del governo, la proposta è quella di oggi, approvata dal Parlamento del Veneto, e quindi sarà la stessa proposta che proporremo a tutti. Mi fa male, aggiunge Zaia, sentire dichiarazioni sul fatto che vogliamo andare a Roma solo per rovesciare il banco. Non capisco quale sarebbe il nostro interesse. Non andiamo a Roma per far casino, far risse o cercare di farci rigettare i provvedimenti. Noi siamo lì per discutere, lo facciamo nell'interesse dei veneti. Non esiste un partito in Veneto che ha il 57% e quindi vuol dire che vanno rispettate le idee di tutti, ma bisogna portare a casa l'autonomia. Intanto in Regione continua però un braccio di ferro, che è quello con i medici di famiglia. La settimana scorsa, da 2 giorni, mercoledì e giovedì, della serrata degli ambulatori, con i disagi che ne sono seguiti, soprattutto in alcune province come quella di Treviso, dalla Regione stessa, dal Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, l'invito a riprendere subito la trattativa. La nostra proposta di far diventare i medici di famiglia dipendenti a tutti gli effetti delle USL, vale a dire lavoratori pubblici che rispondono alla struttura e soprattutto ai cittadini, con conseguenze positive non solo in termini di servizio ma anche in termini economici, inizia ad entrare nel dibattito della politica. Il consenso è arrivato nelle scorse ore dal Presidente della Commissione regionale Sanità, Fabrizio Boron. Anche il Presidente del Consiglio regionale, Ciambetti, non chiude le porte. Giusto il dialogo per evitare i disagi, a dir poco spiacevoli, registrati con lo sciopero dei medici di base. È una trattativa che secondo me ha raggiunto i toni muscolari che non doveva raggiungere. Io mi ricordo che abbiamo fatto una delibera sui medici di base ancora nel 2014, che era molto interessante per i medici. Rimettere ancora in discussione le cose, non so se sia stata la scelta giusta in questo momento. La trattativa deve essere riportata sui giusti binari, perché a farne le spese non deve essere il cittadino, lasciato solo di fronte alle porte chiuse degli ambulatori, e nemmeno i pronto soccorso, che devono sobbarcarsi eventuali surplus di visite. Creare dei servizi al cittadino, specialmente in questo settore, non mi sembra una grande idea.
E come sappiamo la CGIL è su questo fronte d'accordo per la scelta dell'accorpamento delle ULSS per evitare proprio quanto accaduto la scorsa settimana. Non è nemmeno possibile che in qualche modo loro abbiano un potere contrattuale che invece i cittadini rischiano di non avere. Una settimana dopo, 7 giorni dopo il termine del primo round, sul piatto c'è sempre una vera proposta che non è più una provocazione. Medici di base accorpati nelle ULSS, una CGIL che non teme, assieme alla Regione e anche alla nostra emittente, di spingere per questa soluzione, perché 7 giorni dopo l'eco dei disagi di quanto accaduto con la prima 2 giorni di serrata degli ambulatori si fa sentire ancora. Possiamo dire che è stata una vera emergenza. Mi scuso anche con gli utenti, ma purtroppo è chiaro che questo afflusso così forte in questo picco pomeridiano non l'abbiamo mai avuto. Erano le parole del numero 1 della sanità trevigiana la sera del 9 novembre, al culmine del caos in pronto soccorso, con code di 4-6 ore dovute all'assalto dei pazienti causa sciopero dei medici di base. Mai più questa scena, sembra dire anche la Regione. E purtroppo si continua con questo braccio di ferro che penso che comunque non stia giovando soprattutto ai cittadini. E allora il percorso deve essere tracciato. Perché penso che essendo un nodo fondamentale rispetto alle dinamiche della sanità è giusto che in qualche modo rispondano in termini di dipendenti a quello che è l'esigenza organizzativa della sanità. E invece sono dei liberi professionisti che in qualche modo rischiano proprio per questa condizione di condizionare in maniera negativa quello che è l'esercizio della salute da parte dei cittadini. Un percorso che può non essere facile, ma non impossibile. Se ci fosse la volontà politica di tutti, anche perché secondo me non sarebbe una perdita di beneficio per gli stessi medici di base, probabilmente riusciremo a risolvere. Difficile invece risolvere, torniamo alla cronaca, una situazione che è perenne, quello del traffico in alcuni punti della A4, soprattutto quando si verificano incidenti a catena. È successo ieri sera con un grave incidente e una vittima, è successo stamattina con un altro maxi tamponamento, l'aggiornamento delle ultime ore di un altro tamponamento intorno alle 16 con altri gravi disagi per la circolazione in A4. Nuovo inferno in A4 a poche ore dallo schianto tra tir che ieri pomeriggio ha provocato la morte di un camionista 48enne di Torre del Greco. Questa mattina, poco dopo le 8, nuovo grave incidente sempre nello stesso tratto nei pressi di San Stino di Livenza. Coinvolti 5 mezzi pesanti, tra i quali una bisarca. Nell'incidente uno dei conducenti è rimasto ferito in maniera molto grave, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferito all'ospedale. La A4 è stata chiusa con uscita obbligatoria a Porto Gruaro. Pesanti i disagi alla circolazione con code che hanno raggiunto i 7 chilometri. Subito è scattato il piano d'emergenza come previsto dai protocolli sottoscritti con le prefetture di Venezia e Udine. È stato attivato il bypass a 28 a 27 fino alla rimozione dei mezzi e alla pulizia del manto stradale. L'autostrada è stata riaperta intorno alle 10:30 ma il traffico è rimasto congestionato per tutta la mattina. A causare l'incidente di stamane come quello di ieri sera, sottolinea Autovie in un comunicato, non sono stati i cantieri per la realizzazione della terza corsia, visto che il tratto nel quale si sono verificati gli schianti non è interessato dai lavori, né vi sono restringimenti di carreggiata. Un uomo è morto dopo essere caduto con la propria bicicletta in un canale di irrigazione adiacente a una strada a San Pietro Viminario, siamo a Padova. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco di una squadra di Abano Terme, intervenuto anche con un gommone. Sembrerebbe, da una prima ricostruzione fatta dai pompieri, che la vittima, un 55enne abitante a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, stesse rientrando a casa dopo aver fatto degli acquisti e abbia perso l'equilibrio finendo nel corso d'acqua. Ad accorgersi alcuni passanti che hanno notato il corpo dell'uomo senza vita sul posto, i carabinieri anche per ricostruire la dinamica dell'incidente. Torniamo a parlare di Fassa adesso con le polemiche, le paure sull'inquinamento, soprattutto degli alimenti. Oggi un punto fermo è stato dato dall'Istituto Superiore della Sanità parlando degli alimenti ed è una notizia positiva perché non ci sarebbero criticità. Ad oggi nelle aree interessate da questo problema di contaminazione risultano per lo più fondamentalmente esenti da contaminazione. Sospiro di sollievo, ma soprattutto basta notizie false e allarmismi. Il poderoso studio prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con lo Zoo Profilattico e l'ARPAV arriva dopo che il ministro Lorenzin ha invitato a non consumare pesce catturato e proveniente dalle zone contaminate dai FAS. Studio che fuga i dubbi per quanto riguarda gli alimenti prodotti proprio
proprio nella zona rossa. Quei livelli di contaminazione riscontrati in alcuni prodotti alimentari non sembrano, alla luce delle valutazioni tossicologiche disponibili oggi, tradursi in un problema di sicurezza alimentare. Complessivamente lo studio ha portato al prelevamento di 614 campioni di alimenti di origine vegetale tra frutta, uva da vino e ortaggi, lattuga, zucca, piselli, zucchine, peperoni, ai cereali, mais in particolare, 634 invece i campioni di origine animale, muscolo e fegato di suini, avicoli, bovini da carne, ma anche latte, uova e pesce di cattura. Tra gli alimenti in cui si è riscontrato, diciamo così, un livello maggiore di contaminazione, anche se non da allarmare, è in quelle di origine animale legate alle caratteristiche dell'autoconsumo, ovvero quegli allevamenti, ad esempio, tipici delle condizioni rurali domestiche, perché gli allevamenti intensivi praticamente sono risultati esenti dal problema di contaminazione. I dati elaborati dallo studio saranno inviati all'Ente europeo per la sicurezza alimentare, che provvederà ad ulteriori studi approfonditi. Ad ogni modo, in base ai dati della ricerca, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha emesso un'ordinanza nella quale viene vietato dal 10 novembre per un anno il consumo di pesce pescato nelle acque superficiali in tutti i 21 comuni della cosiddetta zona rossa. Restiamo a Vicenza città, capoluogo, e parliamo di sicurezza. Un furgone che viene fermato e 2 banditi armati di pistole, ed è una rapina che fa paura. Momenti di terrore nel tardo pomeriggio di mercoledì per un 43enne vicentino che si è visto puntare la pistola allo stomaco da 2 individui fuggiti poi con il suo furgone. Sono le 17:40 quando il 43enne a bordo del Fiat Ducato della ditta Euroristorazione si ferma nel parcheggio di via Battista da Vicenza. Costretto a mettersi in doppia fila, scende per fumare una sigaretta ed è allora che 2 individui entrano in azione, giacconi e cappucci calati sul volto. Mentre uno si porta dal lato passeggero, l'altro si avvicina al 43enne, gli punta la pistola allo stomaco e gli sibila: dammi le chiavi, e poi scappano con il furgone, al cui interno però vi è la cassaforte contenente gli incassi della settimana. Questione di qualche minuto e scatta l'allarme. Grazie al tablet lasciato all'interno del mezzo, le volanti della polizia geolocalizzano il furgone a Vancimuglio, ma sarà poi rintracciato, abbandonato a Vicenza e via Corbetta. I rapinatori però non sono riusciti a forzare la cassaforte. Recuperato mezzo e denaro, la polizia scientifica ha provveduto al rilievo delle impronte. Scarcerazione su cauzione, la decisione del giudice di Amburgo sul caso di Fabio Vettorella. Il giudice si sono espressi oggi pomeriggio, hanno sciolto la riserva sull'istanza di scarcerazione presentata nuovamente dalla difesa del 19enne Feltrino, che come ricorderete è in cella ad Amburgo dal 7 luglio scorso dopo l'arresto a margine del G20. Dovrà però pagare una cauzione di 10.000 euro e restare ad Amburgo in attesa della conclusione del processo, che lo vede imputato per disturbo della quiete pubblica. La prossima udienza è il 27 novembre, poi la sentenza il 4 dicembre. La procura di Amburgo si è opposta alla sua scarcerazione. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale del Veneto. Parliamo adesso di case Ater, perché con la nuova legge regionale cambiano i contratti d'affitto e i criteri di assegnazione. Sono in arrivo migliaia di lettere agli inquilini. Sentiamo. Ora d'arrivo la rivoluzione delle case Ater attuata dalla nuova legge regionale approvata il mese scorso. Cambieranno le modalità di accesso ai bandi ed il calcolo degli affitti. Per dare modo all'Ater di effettuare i calcoli stanno arrivando a migliaia di inquilini le lettere con la richiesta dell'ISEE, requisito essenziale per poter rimanere nell'alloggio popolare. Arriveranno delle lettere a chi già non ha presentato l'ISEE di appunto recarsi presso i CAF e di richiedere questa documentazione. Sottolineo che è una documentazione assolutamente gratuita. Per tutti gli inquilini cambierà il contratto d'affitto, che non sarà più a tempo indeterminato. Ora passeremo a dei contratti d'affitto a tempo determinato per 5 anni. Dopo i 5 anni, se la famiglia manterrà i requisiti economici, si vedrà riassegnata la casa e mantenuto l'affitto, altrimenti potrebbero esserci dei cambiamenti, quali con esattezza ancora non si sa.
Siccome non abbiamo la chiarezza di quali saranno i parametri richiesti, potrebbe essere che alcune persone, alcune famiglie si trovino a dover lasciare l'appartamento e molte altre magari ad avere un aumento dell'affitto che ora stanno invece pagando. Quel che è certo, sottolinea il Sunia, è il paradosso che di fronte a famiglie benestanti che vivono in alloggi popolari, altre volte troppo spesso le case popolari sono state utilizzate per emergenze abitative ed assegnate quindi a persone che non hanno i requisiti economici sufficienti. Non si può più permettere che nuclei familiari o persone che non hanno i requisiti economici necessari rimangano all'interno delle case popolari, e altri che magari hanno necessità assoluta di vedersi assegnato un alloggio, perché attraverso quell'alloggio possono costruire la propria esistenza, si vedono invece tagliati fuori. Andiamo a Venezia adesso. Sconfiggere l'acqua alta in piazza San Marco è un tema di cui si è discusso molto nel passato fino ad oggi e che non era mai stato affrontato veramente in modo scientifico, almeno fino ad oggi. Mai più acqua alta in piazza San Marco. L'obiettivo è a dir poco ambizioso, dal momento che, come è noto, si parla del punto più basso della città. Sono sufficienti 80 cm di marea per far andare sotto buona parte del salotto del mondo. Un'intesa per un progetto è stata siglata tra Provveditorato alle Opere Pubbliche e Consorzio Venezia Nuova, con lo IUAV e la Facoltà di Idraulica dell'Università di Padova a fare da consulenti. Un'analisi completa del problema dovrebbe essere ultimata entro fine gennaio. Il MOSE è pensato per difendere la città dalle acque alte eccezionali, non sarebbe infatti lo strumento migliore per gli eventi tra i 70 e i 110 cm, quando sollevare le dighe per chiudere le bocche di porto non sarebbe conveniente dal punto di vista logistico né da quello economico. Ulteriori interventi sono quindi necessari per la piazza e per le altre zone basse della città, un tema di cui si è discusso molto ma che finora non è mai stato affrontato in modo scientifico. Scienza, tecnologia, ad Abano Terme arrivano le telecamere addosso ai vigili urbani. Passano quasi inosservate, sembrano un banale ricevitore, sono in realtà telecamere in grado di registrare ad altissima definizione queste fresche di dotazione agli agenti della polizia locale di Abano Terme. Primo comune in Veneto a provarle, la località termale le avrà a disposizione per 3 mesi gratuitamente, come spiega il sindaco Federico Barbierato. Faciliterà il lavoro degli agenti, a nostro avviso sarà anche un deterrente per i malintenzionati e poi sarà un ulteriore elemento di prova per acquisire le prove di eventuali reati. Le telecamere sono 6 e saranno usate in tutti i turni, compresi gli orari notturni nei fine settimana. Usate da 22.000 poliziotti in servizio a Londra, funzionano in modo semplice, spiega la comandante della polizia locale Francesca Ofiero. La telecamera funziona su impulso dell'operatore. L'operatore in caso di criticità attiva la telecamera e dal momento in cui viene attivata la telecamera riprende anche la registrazione fino a 2 minuti prima. Nuove telecamere e anche nuove barriere per mettere in sicurezza la zona del mercato in attesa dell'arrivo di quelle a protezione dell'area pedonale. La zona del mercato è stata da qualche settimana, è stato impedito l'accesso alle macchine, alle auto per renderla più sicura per i turisti, i cittadini, chi viene in bicicletta. Vi ricordo la nuova applicazione per essere sempre connessi con Antenna 3, applicazione per telefonini e tablet di ultima generazione. Basterà scaricare dall'Apple Store o Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3 staccato e tutto in lettere per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere i file del TG ma anche di tutte le trasmissioni. Da 20:10 la voce del mattino a ore 13 basta davvero un click. Vi ricordo soltanto 20:10 questa sera, autonomia sotto riflettori, Massimiliano Barison, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Stefano Fracasso, capogruppo del PD in Consiglio regionale, parlare assieme a Ferdinando Avarino in 20:10. Ed è davvero tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Continua una moderata alta pressione sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio si coprirà ovunque, ma senza precipitazioni. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi, i valori notturni attesi tra 3 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia e Giulia.
Anche qui condizioni stabili, bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio aumento delle nubi. Temperature massime comprese tra i 10 e i 13 gradi, valori notturni tra 4 e 6 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi, valori notturni sui 5-6 gradi circa. Il mare sarà mosso sulle coste e poco mosso al largo, i venti moderati nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.